Siamo quasi a conclusione della campagna del pomodoro da industria. Vedete alle mie spalle una macchina operatrice che sta raccogliendo, le ultime file di pomodoro. Parleremo di questo a distanza di circa un paio di mesi di quando ce ne siamo occupati, proprio ad inizio campagna, quando si faceva la raccolta del prodotto speciale, i datterini. Ne abbiamo parlato 2 mesi fa con il direttore tecnico di Asipo, che è qua con me e che adesso ci racconta un po' come sta andando la campagna, mentre magari arriva la macchina. Poi parleremo anche con il produttore, ti cedo il microfono intanto, che sta conducendo appunto la raccoglitrice. Allora, quest'anno è un'annata particolare, insomma, il grado Brix ha dato soddisfazione, e tutto sommato dei grandi problemi in termini di clima, no? Che ha agevolato la produzione del pomodoro. Come sta andando e come si può definire quest'annata, Davide? Allora, come avevamo anticipato già 2 mesi, come ricordavi, abbiamo avuto una buona primavera che ci ha permesso di rispettare i programmi di trapianto. Durante la raccolta non ti nascondo che abbiamo avuto qualche problema di concentrazione di maturazione che, abbinato a delle rese buone, direi leggermente superiori alle medie, ha fatto sì che in alcuni momenti il prodotto tentava di scapparci in avanti con un po' di sovramaturazione. Tutto sommato comunque siamo a 10 giorni dalla conclusione della campagna, è un'annata sicuramente positiva in termini di produzione, ma soprattutto nel rapporto produzione-qualità. Quest'anno, nonostante le buone rese, abbiamo anche un'ottima qualità, dall'inizio fino alla fine. Intanto ci ha raggiunto Rodolfo Milani, che era al comando di questa macchina raccoglitrice, che è anche il giovane agricoltore che è titolare di questa azienda agricola. Sì, buongiorno Rodolfo, allora tu sei un elemento indispensabile per l'azienda, perché se ti fermi tu non si raccoglie, no? Purtroppo utilizzando il mezzo io, di conseguenza si ferma la baracca, quindi... Senti, ecco il microfono più vicino. Ti chiedevo questo, intanto tu sei veramente giovane, insomma avrai una quarantina d'anni, occhi e croce, hai un'azienda importante, un'azienda di quanti ettari? Circa 400 ettari complessivi, di cui una parte viene dedicata a pomodoro, circa 140 ettari, e tutto il resto cereali e per quello che riguarda l'allevamento zootecnico, che abbiamo anche appunto un allevamento zootecnico di capi di vacche da latte con 500 capi, di cui 400 in lattazione. Quindi questo è molto importante anche per garantire un apporto di sostanza organica ai terreni, no? Indubbiamente. È un vantaggio da questo punto di vista per un'azienda che ha una estensione ampia e soprattutto anche quindi con colture specializzate come il pomodoro e anche seminativi. Sì, indubbiamente la sostanza organica ci aiuta tantissimo per poter avere dei terreni sempre fertili, e in più abbiamo la possibilità di fare una rotazione che consente al pomodoro di venire molto bene, sano, forte e produttivo, perché appunto la rotazione è una cosa molto indispensabile per una cultura. Senti, quest'anno io parlavo con Davide prima, insomma, un'annata tutto sommato buona, che non è stata funestata da particolari eventi atmosferici, almeno nel tuo caso e nella tua azienda. No, quest'anno, a differenza di molti anni passati, che tutte le volte capitava un evento calamitoso sostanziale con eccessi idrici oppure grandinate forti, quest'anno è andato tutto tra virgolette liscio, a parte una piccola parentesi di clima con un caldo eccessivo che ha portato il pomodoro a una maturazione molto più veloce rispetto a quello che è il suo ciclo varietale, e una concentrazione in un periodo mediano di notevole quantità di pomodoro. Ecco, senti, una tua valutazione personale, quindi in parte ce l'hai già descritta, dell'annata, quindi se tu dovessi dare un voto da 0 a 10 a questa annata sul pomodoro, lo tradurresti con quale numero? Direi a livello produttivo 8, a livello di consegne ni, perché si è concentrato molto. Non sto incolpando nessuno, ma sto dicendo che causa il clima, causa tutto quello che c'è andato, che ha velocizzato la maturazione dei vari trapianti, si è trovato appunto una concentrazione di prodotto in un determinato momento che ci ha messo abbastanza in difficoltà. Ecco, Rodolfo, io adesso prendo il microfono che cedo di nuovo a Davide. Davide, quindi il fatto che ci sia stata questa
diciamo, concentrazione nella maturazione, quindi ha creato difficoltà alle aziende che poi dopo a cui conferiscono i produttori, quindi ha fatto una sorta di tappo, uso questo termine improprio. Sì, come ho anticipato prima, come ha ribadito Rodolfo, abbiamo avuto più di 20 giorni di pressione perché i trapianti centrali del mese di maggio e fine aprile si sono tutti concentrati, che abbinato ad una buona resa ci hanno messo in difficoltà, anche perché la stagione di trasformazione si basa su 50-55 giorni reali di trasformazione e nonostante che le industrie onestamente hanno lavorato a pieno, ancora oggi stanno lavorando a pieno, i volumi ritirati erano inferiori alle necessità, per cui per forza di cose si è arrivati a dei punti di sofferenza con un po' di perdita di prodotto per sovramaturazione, però nel complesso direi che sia la professionalità delle aziende e comunque anche il pieno ritiro al pieno potenziale dell'indotto di trasformazione ha limitato i danni. Per cui bisogna guardare una campagna complessiva che, come tutte le campagne, qualche anomalia durante il corso dell'anno c'è sempre. Quest'anno non abbiamo avuto le calamità, abbiamo avuto questi problemi. In termini, diciamo, contrattuali, no? È stato stabilito un prezzo del pomodoro a determinati gradi Brix e con delle caratteristiche qualitative. Secondo te, anche secondo Rodolfo, verranno rispettati questi, diciamo, parametri che sono stati concordati ad inizio campagna? La risposta è obbligatoria, devo dire sì, perché è normale che c'è un capitolato di valutazione qualitativa in cui il grado Brix, cioè il grado zuccherino del prodotto, è punto principale nella valutazione del prezzo. È chiaro che deve essere rispettato, A maggior ragione, ripeto, abbiamo avuto delle ottime produzioni, per cui volumi importanti come resa d'ettaro, con una qualità che generalmente a questi volumi era sempre stata inferiore. Quest'anno invece abbiamo un'ottima qualità dall'inizio fino alla fine, per cui ci aspettiamo che in termini di valore sul fatturato dell'azienda questo sia riconosciuto, perché deve essere così. Rodolfo, quindi insomma anche tu hai un'aspettativa positiva da questo punto di vista, insomma, oppure sei titubante? Ma diciamo che vedendola un po' più dall'interno si va a notare che quando c'è molto prodotto, c'è molta offerta, è un po' come un mercato normale, domanda e offerta, quindi fa obiettivamente calare i prezzi, anche se la qualità è buona, anche se tutto, un po' la sovramaturazione, un po' l'insieme di ingolfamento che c'è stato in quel determinato periodo non ci ha portato dei risultati proprio fenomenali a livello remunerativo, quindi sicuramente c'è da sperare che almeno nella parte finale della campagna si vada a recuperare quello che nella fascia centrale si è un po' perso. Senti, il prossimo anno quanti ettari pensi di seminare pomodoro? Ma credo sempre alla mia superficie, che è così da ormai 20 anni, è aumentata di pochissimo nell'arco degli anni, anche perché è una superficie che credo che possa ammortizzare tutto il cantiere, ottimizzare e seguire nel miglior modo quello che è la gestione della cultura, che richiede determinate sacrifici e condizioni necessarie per poter portarla avanti nel migliore dei modi. Non penso che dover straumentare le superfici porti a un miglior risultato, anzi io sono più nell'ordine d'idea di ottimizzare e migliorare sempre di più quello che si sta facendo, perché c'è molto margine di miglioramento, secondo me ancora. Ecco, a proposito di margini di miglioramento, intanto ci ha raggiunto un tuo tecnico, anzi una tecnica che la chiamo, buongiorno, mi dici il tuo nome, puoi passare il microfono, grazie. Tu sei Giovanna Balordi, tu sei tecnico di Asipo, sei. Quante aziende hanno la superficie, no? che consenti di razionalizzare al massimo tutti i fattori della produzione? Non sono tantissime, sia come superficie investita che come livello di produzione. Infatti ha delle rese mediamente alte per la superficie appunto che coltiva e insomma. Questo grazie anche, dicevamo prima,
all'apporto di sostanza organica che viene dall'azienda zootecnica, sicuramente. Che non è da tutte le aziende questo. No, sono purtroppo poche ormai le aziende che hanno ancora l'allevamento, quindi è raro trovare aziende così, insomma. Io rubo altri 2 minuti a Rodolfo, perché poi dopo deve salire in macchina, quindi gli stiamo strappando via del tempo, no? Prezioso in questo periodo della raccolta. Rodolfo, Che c'è sole, andiamo bene, lo recuperiamo ancora. Rodolfo, senti, faccio un'ultima domanda che riguarda la parte zootecnica. Insomma, non è il tema di questa puntata, ma è molto importante, perché quanto tempo dedichi alla parte, diciamo, zootecnica e quanto invece a quella di campagna? Diciamo che durante l'estate, da quando parte il trapianto, che siamo i primi di aprile, alla fine della raccolta purtroppo ne dedico molto poco tempo alla zootecnia, quindi diciamo il 90% del mio tempo è dedicato prettamente a pomodoro. Diciamo che ci sono i collaboratori che ci pensano, insomma. Perché ci pensano i responsabili che seguono la parte zootecnica durante il periodo estivo, ma anche durante quello invernale, però specialmente l'estate a me diventa naturale concentrarmi più sul pomodoro, che è tutto ristretto in 6 mesi e quindi non si può recuperare, se si sbaglia nel pomodoro si è finiti. Abbiamo detto che questa è zona di grana padano, come sta andando? Le quotazioni come sono? Le quotazioni del grana padano sono discrete, del latte un po' meno, riusciamo a pagare sì e no i costi, se andiamo ad aggiungere gli ammortamenti siamo finiti, quindi c'è da rivedere qualcosa nel settore, perché altrimenti non si può andare avanti a lavorare 365 giorni all'anno per poi avere alla fine non riuscire a investire, non riuscire a trovare spazio per gli investimenti. E questo è molto importante. Rodolfo, io ti prendo il microfono, ti lascio andare al tuo lavoro, grazie per averci ospitato, io continuo a chiacchierare con Davide, anche perché insomma dopo andremo a visitare un'altra azienda, ma Opinion Leader. ti lasciamo andare adesso. Davide, riprendiamo con te il discorso. Volevo fare un piccolo appunto su quello che sta avvenendo in questo momento, la raccolta della manichetta. Cioè, una volta che la macchina raccoglitrice è passata, contestualmente alle spalle, quindi dietro la macchina, c'è un mezzo che raccoglie il tubo di plastica, la manichetta che serve per l'irrigazione. Questa è una pratica abbastanza diffusa? No, è una pratica completamente diffusa, nel senso che sono tutte manichette aligocciolanti ad uso annuale, per cui il recupero e il corretto smaltimento con sistema di riciclaggio è vincolante su tutte le nostre aziende. Senti, ci hai anticipato che dovremmo vedere un'altra azienda di un ragazzo giovane, quindi noi qua ci spostiamo di qualche chilometro, perché sempre in area piacentina andiamo a vedere un'altra realtà. Sì, in area piacentina, un po' distanti, per cui copriamo 2 aree principali della produzione piacentina, nell'area pseudo-pedecollinare, due zone vocate da sempre, con 2 realtà aziendali, come hai visto Rodolfo, andremo a vedere anche Simone, 2 giovani, 2 aziende opinion leader del settore che hanno investito molto, sia in termini di investimenti finanziari ma anche di professionalità.